Vogliamo aprire la Bibbia? Poi ne parliamo dopo. Vogliamo aprire la Bibbia? Leggiamo una lettera di Paolo ai Filippesi. Filippesi capitolo 1, leggeremo dal primo verso fino al verso 11. Filippesi capitolo 1, dal primo verso fino al verso 11. Amen. Siete pronti? Inizio la lettura. Amen. A Dio sia la lode e la gloria. Paolo e Timoteo, servitori di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io rendo grazie al mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. E sempre in ogni mia preghiera prego per voi tutti con gioia, a motivo della vostra partecipazione all'Evangelo dal primo giorno fino ad ora, avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è ben giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti che, tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma dell'Evangelo, siete partecipi con me della grazia. Poiché Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E la mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate distinguere le cose eccellenti, affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia, che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, una bellissima lettera che l'Apostolo Paolo scrive come riconoscenza e dimostrazione di affetto profondo alla Chiesa che è in Filippi, i quali hanno provveduto una sovvenzione, un aiuto proprio materiale all'Apostolo Paolo che era in catene. L'Apostolo Paolo sembra che abbia fondato questa chiesa, Filippi. Vi ricordate il carceriere di Filippi? Vi ricordate? Come nasce questa chiesa? Paolo si trovava in carcere. Pregarono. Ci fu un terremoto. I carceri si aprirono. Paolo fu libero. Questo carceriere che aveva la responsabilità di sorvegliare i detenuti, ahimè, adesso mi daranno la colpa, e voleva suicidarsi. E Paolo gli disse: stai fermo, non lo fare, non è colpa tua, Dio ci ha liberati. Evangelizzarono quest'uomo che voleva suicidarsi. Signore, che devo fare per essere salvato anch'io? Credi in Gesù e sei salvato tu e la casa tua. E li portò a casa sua. A me vi ricordate questo episodio? Non lo leggiamo, ma ve lo riassumo. E da lì anche la sua famiglia poi accettò Gesù, perché annunciarono anche a sua moglie, ai suoi figli, che Gesù è vivente. Amen. L'Evangelo. Il carceriere di Filippi. Da lì pare che sia nata questa chiesa. Amen. Da un terremoto, da un evento che poteva essere tragico, nasce l'opera di Dio. Amen. Meraviglioso. Come il Signore sappia trasformare le cose, vero? E a volte le cose che sembrano
innocue, tragiche, diventano nelle mani del Signore strumenti affinché il Signore possa benedire. Gloria a Dio. Questa Chiesa rimane sempre affezionata all'Apostolo Paolo, si preoccupa per l'Apostolo Paolo, perché è in catene. Ora qualche studioso dice che probabilmente era agli arresti domiciliari, qualcuno sembra capire che entrava in carcere poi per un periodo e poi era agli arresti domiciliari, non so, ma era in catene, in attesa di giudizio comunque. Era prigioniero a motivo della predicazione del Vangelo. E questa Chiesa manda un aiuto, una sovvenzione a quest'uomo di Dio e Paolo ringrazia la Chiesa con questa bellissima lettera che è dimostrazione di affetto. Alleluia. Ma ancora più, ci sono tanti spunti in questa lettera, ma in questi versi che abbiamo letto in modo particolare voglio sottolineare con voi il versetto 6. E dice così l'Apostolo Paolo: avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ora pensate, l'Apostolo Paolo dice: io ho aperto sta chiesa, ma non solo Filippi, ha aperto tante chiese, ha fondato tante comunità, però sapeva che ogni opera, ogni chiesa, ogni comunità non dipendeva da lui. Lui era solo strumento nelle mani del Signore. Chi porta avanti l'opera di Dio è Dio stesso. Amen. E anche se sono in catene, dice l'Apostolo Paolo, non posso essere con voi per incoraggiarvi, anche con la mia presenza. Non vi preoccupate, perché ho questa fiducia per voi, che colui che ha iniziato un'opera buona in voi, sta parlando di Dio, lui porterà a compimento quest'opera. E anche se io non sono in prima persona con voi, so che il Signore continuerà ad istruirvi. Amen? Amen. Farà ancora benedizioni tra di voi. Amen? Alleluia. E gloria a Dio, perché ci fa comprendere questo, che il Signore non lascia l'opera incompiuta a metà, no? Non so voi, ma a volte lasciamo le cose a metà, iniziamo qualcosa, poi per stanchezza o rallenti e poi non, ti fermi proprio, no? L'uomo è fatto così, ma non Dio. Amen. E io credo che in ognuno di noi Dio abbia iniziato un'opera. Amen. Un'opera che Paolo dice un'opera buona. Dio fa solo cose buone. È vero? E come è iniziato quest'opera buona nella nostra vita? Quando un giorno si è rivelato nella nostra vita, vero? E ci siamo convertiti, no? Abbiamo aperto il cuore a Gesù, ecco che Egli ha iniziato un'opera. Da quando abbiamo detto sì, Gesù entra nella mia vita, entra nel mio cuore, Gesù ha iniziato a camminare con noi. E ci ha portati fin qui. Gloria al Signore. Cosa farà ancora il Signore? Non lo so. So solo che il Signore farà ancora. Possiamo dire amen. Amen. Possiamo essere fiduciosi. Amen. Gloria a Dio. Mai pensare che il Signore abbia finito con noi. Il Signore porterà a compimento l'opera sua nella mia vita e nella tua vita. Amen. Alleluia. L'Apostolo Paolo vuole incoraggiare i credenti. E così in questa mattina la parola di Dio vuole incoraggiare ciascuno di noi, come dire: guarda, dice il Signore, io non ti lascio. A volte nel nostro cammino ci sono delle situazioni che sembrano farci comprendere che il Signore abbia finito con noi. Adesso dobbiamo fare da noi, da soli? No. Il Signore è sempre con noi. Amen. Lui non ci lascerà mai e mai ci abbandonerà. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. È una promessa di Gesù. E allora, Signore, perché a volte mi sembra che, non so, tu mi abbia lasciato, mi sento solo,
io ti dico una cosa, verifica il tuo rapporto con il Signore. Amen. Il Signore non può lasciarti, non vuole lasciarti. Questo affetto profondo che l'Apostolo Paolo sente per la Chiesa non è solo gratitudine, ma la Chiesa appartiene a Dio. Amen. E un credente che ama Dio ama la Chiesa. Un credente che dice io amo il Signore, amen, ama la Chiesa, perché la Chiesa è opera di Dio. Amen. Anzi, ti dirò di più, ognuno di noi singolarmente siamo opera di Dio. Non siamo opera di un uomo, siamo opera di Dio. Amen. E a Dio sia la lode e la gloria Amen. in eterno. Amen. Sarò sempre grato al Signore. Alleluia, per ciò che Egli ha iniziato nella mia vita. E così spero che ognuno di voi possa dire la stessa cosa. Sono grato per quello che il Signore ha iniziato nella mia vita. Alleluia. Mi ricordo quando ero fanciullo ed ero solo in classe, alla scuola elementare, scuola media, non eravamo in tanti, eravamo pochi. Io ero solo e pensavo, ma perché è capitato a me? Perché sono nato in una famiglia evangelica? Ero un bambino, però ho imparato a dire grazie Signore, grazie perché sono nato in una famiglia evangelica. Amen. E se non fossi nato in una famiglia evangelica, non lo so, forse, non lo so, mi avresti chiamato lo stesso, non lo so, ma so che è un privilegio servire il Signore, è una grazia irrinunciabile, è un privilegio essere parte della famiglia di Dio. Alleluia. Quindi l'Apostolo Paolo dice, io ho questa fiducia che Dio non vi lascerà, ha iniziato un'opera meravigliosa, un'opera buona la chiama, e la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, fino al giorno di Cristo Gesù. Qual è questo giorno? È il giorno che stiamo aspettando anche noi, il suo ritorno. Amen. Amen. Fino a che se non ritornerà, Lui è sempre con noi, ci porta avanti, giorno dopo giorno. Ed è ben giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel cuore. Che belle parole d'affetto. Vi ho nel cuore. Mi avete dimostrato in modo fattivo il vostro amore per me, ma io prego il Signore per voi tutti, perché vi ho nel cuore. Alleluia. Quello che deve regnare nella Chiesa è proprio l'amore fraterno. Amen. E io spero che c'è qualcosa che possa insegnarvi è l'amore fraterno. E Dio mi aiuti. Dobbiamo amarci gli uni con gli altri, ma sinceramente di vero cuore. Gloria al nome del Signore, alleluia. E la mia preghiera è che il vostro amore abbondi sempre di più. Vedete? Cosa può volere un pastore nella Chiesa? Signore, che abbondi il tuo amore nella Chiesa. Che poi questo porta alla conoscenza. Ma se non c'è l'amore alla base, manchiamo di tutto. L'amore. Poi ci porta, questo amore, a conoscere di più la grazia di Dio. La conoscenza. E ogni discernimento. Valutare bene ogni cosa, ogni situazione, perché possiate distinguere le cose eccellenti affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo, cioè per la venuta del Signore, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Amen. Che bello incoraggiamento, gloria al Signore. Ancora continuando nella lettura, nella lettera, l'Apostolo Paolo addirittura dice, ma io voglio che anche sappiate che quanto mi è accaduto, sto leggendo al versetto 12, ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo. Vuol dire, non vi scoraggiate, sono in catene, ma mica l'opera di Dio è in catene. Io posso essere in catene,
ma l'opera continua. Tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto noto che io sono in catene per Cristo. Vedete, anche le guardie che mi hanno arrestato sanno che non ho commesso alcun reato, ho solo predicato Cristo. E già questo è motivo di riflessione, no? A me. Amen. Gloria a Dio. E la maggior parte dei fratelli del Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Altri, venuti a conoscenza che io sono in prigionia, in catene, continuano a predicare l'Evangelo spinti, stimolati da quello che mi è accaduto. Questo rende felice l'Apostolo Paolo, pensate. Cioè non bada a se stesso. La sua priorità è l'avanzamento del regno dei cieli, l'avanzamento della parola di Dio. Alleluia. Poi il versetto 15, che voglio leggere insieme a voi, è molto profondo. Guardate, l'Apostolo Paolo dice così: vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia, per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunciano Cristo con spirito di parte, non sinceramente, credendo di suscitarmi afflizione nelle mie catene. Che importa? Che bello, invidio l'Apostolo Paolo. Che importa? Comunque sia, o per pretesto o per sincerità, Cristo è annunciato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Amen. Purtroppo anche i nostri tempi sono questi. Ci sono persone che si autoproclamano ministri di culto, pastori, dividono le chiese e formano una chiesa, facciano la loro strada. Che possiamo farci? Questo non è secondo la volontà di Dio, ma se fanno questo, noi non dobbiamo fare guerra. Amen. Comunque, in un modo o nell'altro, annunciano Gesù. E siccome noi dobbiamo fare la guerra delle pecore, no? Le pecore appartengono al Signore, ognuno predichi Cristo. Amen. Noi sforziamoci di predicarlo in sincerità, in verità. Amen. Non per autoproclamazione, ma perché il Signore ci ha chiamati, usandosi della Chiesa che riconosce il ministero del pastore. Amen. Altrimenti saremmo qui per niente. Noi non predichiamo noi stessi, noi predichiamo Cristo crocifisso, sapienza e potenza di Dio. E l'ottica dell'Apostolo Paolo deve essere la mia, la nostra ottica. Non dobbiamo fare guerra alle persone. Aprono le chiese e va bene. Prego solo che la parola di Dio emerga, sempre. Quello che salva è Gesù. Cristo è annunciato, di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora, perché so che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non essere svergognato di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte, poiché per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Vogliamo rileggerlo? Poiché per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Signore, grazie per questi uomini. Amen.
Riempici di Spirito Santo, Signore, affinché come quest'uomo di Dio, quest'apostolo, ognuno di noi possa capire quando si afferma: per me il vivere è Cristo, vivo per Cristo. Della morte non ho paura, guadagno il cielo, l'eternità, perché la morte è stata sconfitta. Gloria a Dio, amen. Alleluia, che bello servire il Signore. Non perché siamo nella prosperità. L'Apostolo Paolo era in catene, era prigioniero, però riusciva a dire: per me il vivere è Cristo. Se dovrò morire, guadagnerò. Amen. Alleluia. Poi più avanti però dice così: però se il mio vivere produce qualche cosa di buono per la Chiesa, rinuncio al mio guadagno pur di essere ancora utile alla Chiesa. Questa è la visione dei servitori di Dio, di chi ha fatto di Dio la propria vita. Gloria al Signore. Alleluia. Quindi vogliamo ripetere la fiducia dell'Apostolo Paolo: colui che ha iniziato in voi un'opera buona. Voglio fare mia questo verso per incoraggiarmi, per incoraggiare anche voi. A me, incoraggiamoci questa mattina. Colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà ancora a compimento. Amen. Siamo nelle sue mani. Gloria a Dio. La Chiesa è nelle sue mani. Allora diciamo: grazie, Signore, con tutto il cuore. Amen. Vogliamo rimanere nelle tue mani, Signore, e dammi quest'ottica, Signore, questa visione, così come l'aveva l'Apostolo Paolo. Voglio averla anch'io. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria al Signore. Alleluia.